Scatman's World. Siamo su Fly Simulator X, siamo a Bruxelles, tappa di oggi Bruxelles, Londra, Heathrow, sono 190 miglia, quindi un volo rapido, facciamo 2 ore, sommando tutto, atterraggio, partenza, decollo e tutto quanto. Allora ragazzi, oggi ci dedichiamo più però alla parte atterraggio, quindi le checklist, queste stronzatine qua, le tagliamo un po' perché voglio fare un bel atterraggio oggi, Mi sono allenato bene, speriamo di riuscire a fare qualcosa. Il tempo previsto è nuvoloso, vabbè, ho potuto fare prima quello. Nuvoloso sia a Bruxelles che a Heathrow, però speriamo che non ci sia la pioggia, ecco, speriamo almeno questo perché è veramente dura, se no allora qua load fuel, load shit, ok, return, AFC doors, apriamo tutte le porte, tutto abbastanza regolare. Load full, carichiamo le 3 cose. Ok ragazzi, iniziamo a caricare anche i bagagli. I passeggeri sono ormai saliti. C'è traffico qui a Bruxelles. Tutti gli aeroporti Bruxelles e Heathrow sono di hard soft, perché il cume non si fa mancare niente. Me li voglio comprare tutti ragazzi, e vaffanculo la crisi sinceramente. Eccoci qua, vai con il caricamento bagagli. In questa giornata sono le 14, no, sono le 16 ora di Bruxelles. Sono 2 Singapore Airlines anche. Eccoci qua. Buono il caricamento, procede molto molto bene. Allora, vai, ho fatto il taxi, tutto quanto, mettiamo il piano di volo. Ragazzi, ho notato una cosa, ho fatto un po' di voli da solo, chiaramente. Qualcuno è andato bene, qualcuno è andato male. Intanto mettiamo BBR, che all'inizio, quando mi chiede la prua appena decollo, non cioè, almeno io non lo cambio mai, e automaticamente mi porta col nav, mi porta alla prua che vuole lui. Mentre invece per l'atterraggio, quando comincia l'avvicinamento, là sì, invece devo cambiare la prua, quindi ecco, almeno questo, insomma, non tocco niente in partenza, è già bene, così evitiamo il più possibile oddio no, ho sbagliato, errori. E GLL, guardate ragazzi, sono un attimo rincoglionito, facciamo vedere meno questo perché so che piace vedere anche questo, però non voglio fare solo questo perché la prossima diventa più la procedura del resto. E oggi ragazzi dobbiamo atterrare bene, oggi voglio un bel atterraggio a Heathrow. Allora, FL abbiamo detto, visto che non è tanto lunga, FL 190, ok, va bene. F-Plan, EVBR, la prima è Denut, famosissimo Denut ragazzi, Denut, perfetto, e vediamo se è giusto, sì, ok, Lumen, Bulam, ne sono tante per essere una tappa corta di waypoint. Dibli, il famosissimo Dibli ragazzi, questo è veramente famoso. Dibli, Rapix, ma perché non lo posso fare con la tastiera? Io non lo so, fare con sta roba che non mi trovo dove cazzo era X. Ok, Rapix, Tebra, il mitico Tebra. Sono tutti mitici qua. Tebra. Ok. Copulare, insomma. Questo è un po' zozzo. È un po' porco, Copul. Gilda, dei ladri. Gilda, chiaramente, è questo. 21, sì. E Lam. Per concludere, il buon Lam. E te lo godi, Lam, ed è la 11560, non parlare da TC con gli altri, vaffanculo, non so niente. Ok, allora clear, leviamo le discontinuità, inseriamo.
Il porco è inserito. Abbiamo detto che la nostra pista è la 25R, quindi departure 25R. Oh yes, anche questo è messo. Allora poi andiamo su init 2. Ci siamo segnati un buon 7.0, tanto per gradire. Ok. Poi andiamo su perf e abbiamo messo un 1.1. Attenzione, 1.1. Allora 2, trattino 1.1, li controlliamo. Sì. No, però ho sbagliato. UP 1.1 e lo cazziamo qua. Perfetto, 139, 150. Ok, vabbè. Anche questo è andato. Torniamo qua. Ok, abbiamo tutto segnato, molto bene, perfetto. Possiamo chiudere le porte. Oggi ragazzi ci dedichiamo all'atterraggio, quindi le checklist sono rapide. Ok, tutto chiuso. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. E adesso ragazzi inizia lo spettacolo, Fiori. La parte iniziale è durissima, non puoi permettere di sbagliare niente. Piano, piano come? Sono già partito a bomba, già sto cappellando. Ok, piano. Piano, cerchiamo di andare dritti. Ok, signori, rock and roll! Take off. Man, Adesso devo aspettare prima di andare in climb, perché ho molto fretta e rischio di andare in stallo. Quindi con calma, come il tempo è sereno, qui a Bruxelles. Vai raga, rock and roll. Checked. Vai come? Rotate. Ok. Positive climb. Gear up. Gear up. Adesso aspettiamo un attimo. Check. Devo andare un po' su. Vedi lui, senza dover andare a muovere la prua, già mi porta Check. nella prua che vuole la TC. E sono tranquillo e ho meno possibilità di sbagliare, di fare cagate. Barrow reference set. Ok, ci siamo raga, si gode. 1006. 1-0-0. Bella giornata qui a Bruxelles, guarda che bello raga. Spettacolo allo stato purissimo ragazzi, proprio purissimo. Tutto rego me ne frego. Adesso devo andare a 8000 e poi cominciare la salita per la quota crociera. Barrow Perfetto, reference set ragazzi. cross-checked. Check. Climb to cruise level. E si gode. Buono, buono, siamo in salita per 18.000. Stiamo lasciando il Belgio. Qua non dico che siamo quasi arrivati, però non mancano neanche secoli. Siamo in volo da solo 8 minuti. Però è proprio una tappa corta questa ragazzi. L'obiettivo è veramente quello di portare a casa il risultato. Cioè l'atterraggio, non dico perfetto da professionista, però io ricordo sempre che ho fatto dal 2006, quindi per 10 anni praticamente, solo voli di default. Quindi non... Con un tutorial del buon mito e guardando un po' i video in giro, insomma, è comunque una soddisfazione essere a questo punto. Poi sbagliamo l'atterraggio, che se ne frega, tanto l'importante è partire dopo, anche se crepiamo tutti insieme non è un problema. Ok ragazzi, ormai siamo a quota crociera, guardate che bello, è veramente uno spettacolo però, Io lo continuerò a dire sempre, questo gioco, questo simulatore o come volete chiamare, solo per la parte grafica vale tutto, cioè non... Chiaramente con gli add-ons, tutti mi avete chiesto che grafica usi. Ho speso miliardi su Orbx, Ultimate Terrain X, Ground, Environment X,
Active Sky Next, Ultimate Traffic 2, Airbus X e altri aerei pay meno professionali ma comunque belli. No, siamo in quota crociera, ok, perfetto. Togliamo via anche qua, miriamo il tutto. È prevista nuvoloso forte a Londra, anzi guardiamo subito. No, cazzo, non ce l'ho qua il tablet. Vabbè, al prossimo riaggiorniamo. Ragazzi, ho guardato un po' il radar, proprio le nuvole stanno andando proprio verso la Gran Bretagna, come possiamo vedere. Adesso a Londra non c'è pioggia, ci sono poche nuvole, però è prevista precipitazioni deboli. Quindi bisogna aver culo di non beccare la pioggia. Prevista pioggia, ma non adesso a Londra. Staremo a vedere tra un paio di... Sì, tra una mezz'oretta, perché è là che insomma è là il momento della verità. Comunque noi siamo perfetti, quota crociera, 3,40 di velocità. Radar segna nuvoloni chiaramente, però qua va bene, vediamo dal punto di vista del copilota. Le nuvole sono tantine, speriamo bene, perché se non vedo la pista mi prendo un po' dal panico, mamma mia, speriamo di beccare il localizzatore e tutto. Dopo la velocità ce la gestiamo anche al momento, se abbiamo problemi, pazienza, ma l'importante è beccare il localizzatore. Se becchiamo quello abbiamo fatto il 90% dell'atterraggio. Ok ragazzi, vediamo il Regno Unito davanti a noi e cominciamo anche la ok. Checklist. Seatbelt signs. C'è tensione ragazzi, c'è tensione. On. Anti-ice. Off. Landing information. Received. Altimeter. Standard. Error radio. Eccolo qua, the Great Britain, the United Kingdom. Inizia la discesa, adesso dobbiamo aspettare qua la TC. Solo loro ci possono dare... insomma, aspettiamo loro per capire di quanto scendere. Ho proprio voglia di fare un bel atterraggio. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Anche questo alla fine è volo di un'ora, adesso vediamo un po', ma per arrotondare, insomma, ho capito le operazioni, mi ha fatto ventina di minuti, siamo a 40 minuti in totale tra operazioni, tutto perché ho anche il cronometro della joystick, però insomma. Ok ragazzi, allora la 9L ci hanno dato ILS 9L, quindi EGLL, Arrival, allora ILS 9L, ILS 9L, non sbagliamo, grazie, Insert. Ok, perfetto, ci siamo. Tra un po' cominciamo anche a decelerare, aspettiamo un attimo. Ragazzi, mi sto aiutando con i speed brake per diminuire la velocità. Per adesso tutto procede, ho messo anche sul computerino l'approach. Speriamo bene, veramente ci tengo troppo a fare qualcosa di positivo. Solo per voi, mi sto cervellando per fare un bel volo. Ragazzi, forse ci siamo. Ho aspettato l'ultimo per... Localizer alive. Stai calmo, Kuma, stai calmo. Sono di un teso devastante. La velocità per il momento c'è. Ti prego, Kuma, ti prego. Siamo in uno scenario molto pesante, quindi se laga mi dispiace. Per il momento va abbastanza bene. Tensione altissima ragazzi, tensione altissima. Devi scendere però, devi scendere. Oh cazzo, c'è anche un aereo ma che cazzo di... Ma guarda cos'ho? No, c'è... No, ma non è possibile, sono spiegato un British davanti, ma dai. Questa non è... E anche un altro di qua, via. Ecco qua ogni tanto il traffico va netto. Sì, ma va adesso che è tutto perfetto. No, mi interessa terra lo stesso, ragazzi. Ma che sfiga, oh. E sta piovendo anche.
E arriva la pioggia adesso! Non ci credo. Non ci credo. Descend. Descend. Non ci voglio credere. Arriva anche la pioggia. No, mi sto cagando addosso. Ma perché? Ma perché una volta che le cose vanno bene? Ma perché? Calma. Avevano loro in go around. Io non vado in go around, non esiste. Landing gear. Ma puttana. Ma quella zoccola di tua madre. Guarda, adesso piove, l'avevo detto. Allora siamo a 46 minuti, mezz'ora. Tac. Checked and armed. Auto brakes. Medium. Exterior lights. On. Go around altitude. Mamma mia. Checked. Landing memo. Checked no blue. Checklist complete. Ok, vabbè, clear to land, mi dà così. Ragazzi, sta diluviando, diluvia a Londra. Per voi voglio fare l'atterraggio della vita. Dai, cazzo, fa... posso andare? Grazie. Scusate, si scattina un po', ragazzi. Speriamo di non essere corti. Of conflict. Ci giochiamo tutto, ragazzi. Ci giochiamo tutto. Siamo a Londonderry. Sotto un diluvio pazzesco. Però noi siamo giusti, non avevamo sbagliato niente stavolta, cioè fanculizzatevi. Fanculizzatevi sinceramente. Eccoci qua. Si sta caricando tutto, c'è vento, fioi, mi sto cagando addosso! 300, 100 above. 200. Go around, tasbocio. Continue. 100. 70, 60, Porca 50, puttana. 40, 30, 20, 10. Retard. Ground spoiler. Ah. Potevamo fare meglio, mi ha fregato, ma guarda te che roba. Ti pare che vado in go around? Ce l'ho qua davanti, che sfiga, oh, però. Che sfiga, ragazzi. Non è successo niente, ma... Cioè, veramente una sfiga clamorosa. Una volta che facciamo le cose fatte bene, mi arriva il traffico. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Mi accontento. Guarda che roba, va, sto rincoglionito. Non potevo andare in gone around perché se no non so la procedura, ero inculato proprio. Allora, sto Scandinavia qua. Non ho parole. Peccato perché poteva essere perfetto. Mi sono stato distratto e intimorito da questa cosa. Cioè, guardate, ragazzi, io probabilmente lo spaccherei sto Scandinavian del cazzo. Cioè, vabbè, ci ha rovinato la festa perfetta. Vabbè, grazie. Comunque sono arrivato troppo veloce. Ho sbagliato ancora la velocità un po'. Però dai, probabilmente ero più tranquillo se non c'era il vento, la pioggia e il suo stronzo qua in mezzo ai coglioni. Dio santo. Comunque è andato in go around anche un Air France. Cioè, guardate, un casino spaventoso. L'ATC ha fatto cagate a nastro, quindi non è colpa mia, fioi. Proprio adesso doveva piovere, vabbè. Va bene. Ragazzi, è finito tutto, sta partendo anche un KLM, molto traffico chiaramente qui a Londra. Niente ragazzi, è così, mi dispiace, non è stato ancora perfetto. Piano piano raga, però stavolta ho avuto anche la sfortuna di beccare la pioggia che è arrivata proprio nel momento
dell'atterraggio, vento e soprattutto uno stronzo di Scandinavian in mezzo alle balle, e questo proprio non mi è piaciuto. Non è stata una cosa bella. Allora là un British Airways, che bello però. Veramente tanto traffico, raga. Vai di screenshot. Uno sta atterrando. Ragazzi, guarda, tanto traffico, anche per quello laga di più, però preferisco un po' qualche lag in più, ma questo spettacolo che no. Va buon raga, sotto il comandone veneziano, prossima tappa in Australia, è già l'anticipo, quindi con l'arrivo a Sydney. Ciao!